Il Marconi torna all'MFC dopo essersi fermato contro il Cardano nella scorsa stagione. I ragazzi allenati da Mister Scala esordiscono in questa stagione più formati. Il Cardano contro i giocatori di Via dei Narcisi hanno guardato in faccia la paura, poi l'assolo di Palmeri e il passaggio del turno. Ma il Marconi si è fatto le ossa, affrontando anche squadre della caratura di Vivì e Donatelli. Di fronte a loro il Galilux, che ha raccolto molto meno di quanto ha seminato. Poco cinismo nelle prime due gare, ma un bel gioco mostrato al Villa e proprio qui al Carraro. 3 punti in palio per crederci o per iniziare con il piede giusto. Benvenuti da Gabriele Dattoli, leggiamo le formazioni e possiamo partire. Marconi che schiera un 5-3-2, Sala tra i pali, Cevoli e Giannoso gli esterni bassi, mentre i centrali li fanno Terrone, Piazzola, i braccetti, Bandello come centrale puro di difesa, Sartorelli invece come regista, Zanotti e Lombardo le mezze ali e Guerrini e Cordera le punte. 3-4-1-2, quindi un sistema abbastanza simile in un certo senso a quello del Galilei, perché gli esterni magari hanno più possibilità di offendere, ma di base in fase di non possesso andranno a ricoprire gli stessi compiti di Cevoli e Giannoso. Rana tra i pali, Gema, Attacola e Fusco i difensori, Pecchi e Sollo gli esterni, Cacciapuoti e Arisci i centrocampisti e Simone De Giosa, uno dei più positivi nella gara col Galvani, dietro a Mahmoud Ahmed e il capitano Amadi Camara. Primo pallone giocabile per il Galilei, manca il fischio di Dedè e poi può partire Marconi Galilux. È iniziata. Con le mani cercato Ahmed, poi allontana ancora il Marconi. Cordera spalla alla porta, riesce a girarsi, poi con l'esterno va da Guerrini. Sta arrivando anche Cordera, cercato, il pallone c'era ancora il 7, ancora a cercare Fabien Cordera, risponde Rana. Ancora il 45 che torna da Kellut, bella palla per Pecchi, dentro c'è Camara, invece tutto solo Arisci che prende la mira e calcia, si è staccato Giannoso che ha murato. Vediamo se riesce a ripartire in contropiede del Marconi con Sartorelli, si stacca Cordera che vuole il pallone in profondità, invece è servito Giannoso, largo a sinistra Guerrini, porta il 41, zona tiro, lo fa partire Rana, c'è ancora lì Cordera, un po' isolato. Fusco con le mani e in questo istante finisce il primo tempo di studio forse tra Marconi e Galilei, poche occasioni, 0-0. Fischia Dedè, ricomincia Marconi Galilei, il punteggio di 0-0 fin qui. Gè, poi Cacciapuoti di prima per Camara, si è inserito Gè, eccolo servito con il pallone, il cross di Gè che attraversa tutta l'area di rigore e poi a botta sicura De Giosa 1-0. Pallone lungo a cercare Cordera che sterza e poi va in porta! Fabien Cordera! Eccolo qui! Un gol meraviglioso! Quello del Marconi di Fabien Cordera, il primo nel 2025. Che spettacolo Fabien Cordera! Con la punta da Camara. Bravo Camara a trovare tra le linee Cacciapuoti, dall'altra parte con l'esterno il pallone interessante dove c'è De Giosa, guarda la porta, calcia! Alto sopra la traversa. Poi Kellut, stavolta è molto bravo a mettere ordine anche a trasformare l'azione da difensiva in offensiva, perché c'è Cacciapuoti, largo c'è De Giosa che vuole il pallone, aspetta Cacciapuoti a servirlo, ci pensa troppo, anzi è Pecchi, scusate, eccolo De Giosa in area di rigore, la sposta e calcia, risponde Sala, sta arrivando Camara, ancora forte su di lui l'intervento. Di Oldasci, se non ho visto male, secondo me è intervenuto in ritardo il numero 16, forse commettendo fallo, infatti non ha calciato come avrebbe voluto il 45, ha dovuto andare di piattone, quindi sarà Federico Cacciapuoti contro Lorenzo Sala che aveva risposto poco fa. Va Cacciapuoti e spiazza Lorenzo Sala, 2-1 per il Galilei che ha rimesso la partita sui giusti binari. Vicino alla linea di fondo, poi Giannoso da Bandello che se ne va in palleggio, poi però sbaglia la sponda, allora arriva Mattacola anche in zona tiro, invece buono il suggerimento per De Giosa, 1 contro 1, De Giosa in area di rigore, De Giosa in caduta, viene chiuso da Bandello, Lorenzo, poi apertura
Buono il pallone dentro da Bandello, ci pensa troppo, infatti viene chiuso, torna anche Pecchi a dare una mano. Poi però la riperde, Ballabio arriva per secondo, poi fa fallo, secondo me su Fusco si può giocare, per idea addirittura ha dato il vantaggio se non ho visto male, quindi avrebbe fischiato al contrario. Cordera dalla stessa Zolla! Alto sopra la traversa. Alla fine rimessa Marconi. Rimessa che diventa un cross, poi dal limite dell'area sulla seconda palla c'è Zanotti che mette giù, calcia! E che parata di Nicolò Forte che si distende, calcio d'angolo. Priancarge va a trovare Ballabio. Poi buona sponda di Bandello, Terrone gira per Zanotti. Poi Giannosso in porta! Solo gol meravigliosi per il Marconi, il mancino del 41, 2-2. A salutare in maniera anticipata l'MFC, nonostante un buon calcio mostrato più volte, a più riprese. Adesso Zanotti, cross sul secondo palo, dove c'è Cordera che salta in cielo, il pallone è ancora buono per Terrone! E mi sa che te lo confermo, intanto, che vedo una felpa Manzoni. Cross sul secondo palo, dove sta arrivando Gè. E c'è il triplice fischio di Dedè, è 2-2 tra Marconi e Galilei, un punto a testa. Purtroppo per i Galilei non basta, matematicamente escluso dalla fase finale. Hanno mostrato più volte, lo dicevo prima, un buon calcio. E allora quello che abbiamo ricevuto è giusto ringraziare per quello che abbiamo ricevuto, per quello che ci hanno fatto vedere. Finisce qui il percorso di una bella squadra. Il girone G adesso si concentra su Marconi, Cremona e Galvani. In particolare la prima e l'ultima di quelle che ho citato. Un saluto.